No, no, dico con tanto posto che c'era qua, due sono venuti a sedersi. Doveva andare a cena con gli amici, una bella serata, a un certo punto si sono presentati dei giovani migranti davanti al suo cancello d'ingresso. Il luogo è Lampedusa, questo signore, un vigile del fuoco, li ha guardati, loro imploravano del cibo e ha deciso di aprire la sua casa per far fare a loro una cena lampedusana in amicizia, in accoglienza, e ne è venuta fuori una spaghettata. Noi vogliamo aprire questa puntata del nostro Focus con questa immagine che vi ho raccontato alla mia maniera e che arriva proprio da Lampedusa. È uno dei racconti, altra faccia della medaglia dello sbarco migranti, dei numeri raccontati dalle cronache. Addirittura in un giorno abbiamo parlato di 7.000 presenze e di un allarme sicuramente importante che fa e deve fare, anzi riflettere. Di questo parliamo oggi con il nostro Focus. Saluto subito i miei ospiti. In studio con me c'è Glauco La Martina, presidente della cooperativa Prospettiva. Che cos'è Prospettiva? Il luogo nel quale è stato ospitato il giovane migrante che ha ispirato la storia di uno dei film più belli, peraltro premiato a Venezia con il Leone d'Argento, Io Capitano. Ne parleremo fra poco. Con molto piacere. E poi in collegamento, lo vedo in aeroporto, sta tornando in Italia naturalmente, europarlamentare di Alleanza Progressisti, Pietro Bartolo, che chiamerò rigorosamente dottor Bartolo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio, grazie per chiamarmi il dottore. Allora, dottore Bartolo, con Lampedusa nel cuore, in un momento che abbiamo raccontato molto difficile, sempre più difficile, ma che molto spesso non ci metta la mano davanti, altrimenti allora, ma che molto spesso non ci permette, proprio per i numeri che raccontiamo, di parlare degli esseri umani. Sì, stiamo parlando di esseri umani e quel signore, quel vigile che ha fatto quel gesto così di grande umanità è l'essere proprio del popolo di Lampedusa, non si è mai tirato indietro perché ecco, capisce che stiamo parlando di esseri umani, di donne, uomini e bambini che purtroppo non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi, dobbiamo dire, cioè dire sono stati costretti a lasciare il proprio paese, le proprie cose, quelle poche cose per affrontare viaggi interminabili, rischiare la vita, ecco, e arrivare poi a Lampedusa, laddove doveva, ecco, si aspettavano un'Europa, invece ecco, si trovano in gravissima difficoltà, come si trova quell'isola in difficoltà in considerazione del fatto che in 24 ore sono arrivate 7.000 persone in un'isola dove la popolazione è di 6.000. Potete capire bene quando è il grande disagio per i lampedusani, ma soprattutto per queste persone, per le forze dell'ordine e per l'ente gestore che deve gestire una situazione del genere. Quindi ecco io vorrei sottolineare la grande umanità, quel gesto di quel lampedusano, sono certo che lo fanno tanti altri lampedusani, come lo hanno sempre fatto d'altronde, da sempre, no? È un'isola di pescatori e noi diciamo tutto quello che viene dal mare è benvenuto e quindi per noi è molto importante. Ecco, che effetto le hanno fatto le immagini che abbiamo anche mostrato poco fa di questi barchini che erano in fila per poter approdare? Si tratta di barchini in fila, si è trattato di barchini in fila 2 giorni fa, davano la dimensione, no, di quello che stava per accadere al Molo Favarolo, al porto commerciale. Che sensazione ha provato e che considerazione ha fatto? Beh, la sensazione è quella che ho provato quando io mi trovavo là al porto davanti a queste realtà e aspettare queste persone, vedere queste persone ecco, spaventate, terrorizzate per quello che hanno subito prima, ma per i viaggi, ma anche per il pericolo che hanno affrontato e quindi arrivare in un posto ignoto tutto sommato, che non conoscono bene, magari pensano che sono arrivati in un posto dove qualcuno ancora gli farà del male, in realtà ecco come gli dico sempre io quando arrivavano, siete arrivati in un posto dove nessuno più vi farà del male. Quindi siete in un'isola straordinaria, la porta d'Europa, che non ha mai chiuso il porto, che non ha mai come dire, cacciato nessuno, che non ha mai maltrattato nessuno. Questo è Lampedusa
E questo io spero che dovrebbe essere l'Italia tutta, ma anche l'Europa tutta dovrebbe comportarsi in questo modo. Noi siamo un esempio in tutta l'Europa di accoglienza, di solidarietà e di umanità, devo dire. Allora, a proposito di questo, le chiedo un'altra considerazione che ovviamente è legata alla politica ma anche all'Europa. In Italia ovviamente ha fatto molta eco l'alzare i muri da parte di Francia e Germania rispetto a questa parola che, le devo dire, mi sconforta un po' quando sento ridistribuzione. Anche questa è una di quelle parole difficili, no, da digerire. Ecco, anche questo, come dire, è una cosa che le chiedo di commentare. Beh, diciamo che la reazione della Francia e della Germania, che hanno deciso di chiudere le porte a quel flusso che volontariamente loro accettavano, perché volontariamente non era un obbligo, sì. E loro è stata una reazione dal fatto che purtroppo il nostro governo da circa 6 mesi non accoglie più i dublinati, i famosi dublinati, sì. cioè sarebbero quelle persone che una volta registrate in Italia si trasferivano, in qualche modo arrivavano in Francia e in Germania e dopo dovevano essere riportati indietro secondo un accordo del regolamento di Dublino, però purtroppo l'Italia non li ha più accettati, di conseguenza è stata una decisione, io dico anche scellerata tutto sommato, perché di fronte a queste situazioni non ci può essere dispute o non ci possono essere liti, perché il fenomeno migratorio è un fenomeno, stiamo parlando di persone, di esseri umani, e quindi questo rimpallo da una parte e dall'altra mi sembra veramente qualcosa di inaccettabile. Quindi soprattutto in questo momento così particolare la Germania e la Francia potrebbero essere un po' più, come dire, benevoli nei confronti di questa situazione e aiutare un po' l'Italia e Lampedusa in modo particolare, che si trova in questo problema e in questo momento in cui questi arrivi sono così aumentati, ma aumentati che ovviamente erano già, si potevano prevedere. Certo. C'è qua anche un po' di disorganizzazione da parte del nostro governo, perché non dovrebbe come dire, arrivare a questo punto, perché già l'abbiamo passato diverse volte, di queste esperienze ne abbiamo fatte diverse, quindi sarebbe opportuno che cominciasse, come dire, a gestire questo fenomeno con più organizzazione, con più razionalità, devo dire io, per evitare tutto quello che sta succedendo in questo momento. Allora, dottore Bartolo, lei poco fa ha detto: una volta arrivati a Lampedusa nessuno vi farà più male. Lei ovviamente si è ritrovato tante volte, no, ad avere contatti, rapporti con questi migranti. Io chiedo appunto a Glauco Lamartina, che con loro poi ha dei rapporti, ha avuto nel tempo, ricordiamo la vostra naturalmente è una realtà che è attiva dal 1981, quindi da sempre cercate ovviamente di assistere le persone che si trovano vittime anche di discriminazioni, in questo caso di emarginazioni, anche tanti migranti. Che cosa significa per loro subire del male? Per loro cos'è il male fisico, il male psicologico? Cos'è ecco, il male per loro? Che cos'è il male? Una domanda impegnativa. Noi negli anni abbiamo accolto tantissimi ragazzi, noi abbiamo strutture che accolgono minorenni. Abbiamo accolto situazioni drammatiche, abbiamo accolto situazioni difficili, abbiamo accolto ragazzi che avevano un sogno e ragazzi che avevano una disperazione. Il problema è guardare la storia di ogni singolo ragazzo. Sì. Comprendere qual è il sogno di ogni ragazzo, qual è il bisogno di ogni ragazzo e comprendere che sono ragazzi come i nostri figli, che hanno gli stessi sogni, gli stessi diritti, le stesse passioni, e che un'organizzazione del mondo assurda non permette la libera circolazione di queste persone. Questo non permettere la libera circolazione delle persone nel mondo crea sempre grandi discriminazioni, crea sempre grandi tensioni, crea sempre situazioni come quelle di Lampedusa. L'immigrazione è una cosa che non si può fermare, è una cosa che purtroppo, fortunatamente, bisogna vedere, deve uscire dalla propaganda e bisogna affrontarla con razionalità. La situazione di Lampedusa in questi giorni è una situazione così grave perché non si è mai voluto affrontare con razionalità qual è il flusso migratorio che arriva costantemente ormai in Europa. Pensiamo anche che
la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi accolti nelle nostre strutture vogliono realizzare il proprio sogno, e il proprio sogno è uscire dall'Italia, arrivare in Germania, arrivare in Svezia. Questo, e infatti anche noi come Italia spesso siamo una tappa del loro viaggio. Una tappa del viaggio, e credo che insomma Bartolo possa confermare. A proposito di sogni di questi ragazzi, c'è un film meraviglioso che ha recentemente vinto il Leone d'Argento per la regia a Venezia. Poi c'è stato anche un altro premio per il miglior attore esordiente al protagonista di questa storia vera, perché è legata a una storia vera, e il film si chiama Io Capitano. Noi vediamo un minutino del trailer di questo film. Voglio di gridare Io Capitano, è talmente commovente che devo dire stimola tantissimo. Questo è un film che dovrebbero vedere proprio tutte le persone che alzano le barriere. Bartolo, è così? E quanta ragione, mi sono emozionato, c'ha ragione. Il film è bellissimo, ne ho letto la trama, il viaggio di questi ragazzi, il sogno di questi ragazzi che purtroppo spesso si infrangono, e durante il viaggio abbiamo visto quello che è accaduto nel deserto. Di queste storie ce ne sono tantissime, perché noi parliamo delle morti nel Mediterraneo, ma nel deserto poche ne parlano, ma sono molto molto di più delle sofferenze di questi ragazzi. Allora, e mi ha emozionato vedere questo. Io, come ha detto, questo film dovrebbero vederlo in tanti, quelli che alzano i muri. Allora le dico in anteprima che la mia intenzione, se Garrone me lo permette, io già ho messo in moto la macchina dei miei assistenti per fare in modo che questo film, sempre con l'autorizzazione e il volere anche del maestro, possa essere portato in Parlamento europeo, e ne sarò orgoglioso e felice di farlo vedere a chi magari oggi pensa ancora di erigere i muri o avere dei pregiudizi nei confronti di queste persone straordinarie. Io ho avuto modo di conoscerle e quindi so di che cosa sto parlando. Allora facciamo una cosa, perché oggi è bellissimo. Dunque Bartolo si fa come dire, portavoce di un'idea forte di far vedere in Parlamento europeo questo film. Possiamo anche contare sulla Martina, perché tra l'altro, voglio dire, tra voi sono intercorsi proprio rapporti stretti, perché questo film è nato grazie al rapporto del regista con il giovanissimo protagonista reale, poi interpretato dall'attore. Sì, la storia nasce nel 2017. Addirittura. Un nostro ragazzo era ospitato nelle nostre strutture dopo un periodo di detenzione, proprio perché era stato accusato di essere uno scafista. Matteo Garrone non conosceva bene la situazione dei migranti. Si era incuriosito e tramite mia sorella, insomma, un accordo strano, è venuto a visitare le nostre strutture. E la cosa bella è che lui non ha voluto sapere informazioni, ma lui ha voluto vedere e ascoltare i ragazzi. Ed era la cosa più importante da fare. Quindi l'ha colpito questa storia in particolare. E questo racconto di Io Capitano, di un ragazzo di Io Capitano, fa nascere l'idea di questo film, che per essere poi partorito ci sono voluti 5 anni. Però io penso che è un film che racconta veramente che cosa è la vita, la storia e i desideri di questi ragazzi. Dalla parte dunque dell'Africa e non dalla parte ovviamente. Da una ottica totalmente diversa rispetto a quella con cui siamo abituati. Allora, prima di andare in pubblicità, fatemi salutare l'ex primo cittadino di Lampedusa, sempre pronto, sempre presente per quello che riguarda anche le considerazioni difficili peraltro in questo periodo sull'isola. Saluto Totò Martello, che al momento, tra le altre cose, è anche presidente del Consorzio Pescatori di Lampedusa. Buon pomeriggio, ce l'abbiamo fatta nonostante le linee complicate. Martello, non muova più nulla, altrimenti non la vediamo più, scompare dietro il monitor. Buon pomeriggio. Non lo sentiamo, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.
Tornati in studio, Sicilia 24 Focus, ci stiamo occupando di Lampedusa, ma Restiamo Umani, che peraltro è anche la rete ovviamente a cui fa riferimento Prospettiva. Restiamo Umani sta organizzando peraltro un'iniziativa importantissima il 3 di ottobre, che disgraziatamente è legata a uno degli eventi drammatici, no, della migrazione. La tragedia, il giorno 3 ottobre è proprio la giornata dedicata alla tragedia dell'immigrazione. Da tanti anni noi a Catania ogni 3 ottobre realizziamo un'iniziativa. Quest'anno in Piazza Università faremo un presidio proprio organizzato da tutte le organizzazioni che aderiscono a Restiamo Umani. La cosa importante che voglio aggiungere è che il giorno 2 ottobre in una sala del cinema, in una sala catanese, verrà trasmesso il film alla presenza del regista e probabilmente dei 2 attori protagonisti. Ecco, quindi Bertolo, ci siamo, lei venga con noi a Catania ad assistere alla prima a Catanese e così ci facciamo insomma un bel incontro con il regista. Che dice? Vorrei essere là, ma io sarò a Lampedusa perché come sempre voglio essere per quella occasione, nella celebrazione di quella tragedia che ho vissuto in prima persona. Quindi sarò a Lampedusa con circa 10 europarlamentari che vengono a Lampedusa di nazionalità diverse, ci saranno spagnoli, ci saranno maltesi, anche olandesi, verranno a Lampedusa con me, anche dei deputati italiani, per dare la nostra testimonianza, essere presenti e dire quello che anche stiamo facendo in Europa, perché stiamo in silenzio forse, ma stiamo lavorando tanto per risolvere, per dare le risposte che l'Europa deve dare. Risposte e risoluzioni. Bertolo, un attimo la blocco. Risposte e risoluzioni. Io volevo, se ce la facciamo, salutare Martello che adesso è al telefono. Ce la facciamo. Totò, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, la sentiamo soltanto telefonicamente, lo diciamo a vantaggio dei nostri telespettatori, lo sa anche il dottore Bartolo, chiaramente le linee sono un attimo in difficoltà, in affanno in questo momento sull'isola, lo sono spesso, ma oggi sicuramente è una cosa un po' particolare, quindi ci sentiamo al telefono. Allora, soluzioni, lei in questi giorni è intervenuto spesso sulla problematica della questione migratoria, soprattutto mosso anche dall'emergenza attuale, che come si diceva era qualcosa che ci dovevamo aspettare, e ha naturalmente detto non si sta facendo nulla perché la migrazione viene vissuta soltanto come una problematica economica. Vorrei che approfondisse un attimo questo concetto, Martello. Ma è semplice, l'Europa per mantenere al di fuori dei confini il fenomeno delle migrazioni paga le nazioni come la Turchia quando c'è stato il problema sui rifugiati della Siria, e lo stesso ha fatto l'Italia ma anche l'Europa con la Libia, e ora l'Italia e l'Europa lo stanno facendo nei confronti del governo tunisino. Cioè il fenomeno delle migrazioni in Europa non viene assolutamente affrontato, secondo il mio punto di vista. E non solo, ma anche il rapporto della commissaria della Johansson, secondo me è un rapporto che veramente merita di essere ripreso anche da parte dei deputati europei. Questo atteggiamento che ha avuto ieri, che l'hanno fatto vedere in televisione, che mentre che parlava la von der Leyen fondamentalmente si faceva l'uncinetto. Ma la cosa ancora più grave è che la Johansson e il ministro Piantedosi vengono a Lampedusa. C'era fuori il centro d'accoglienza, c'era un gruppo di lampedusani, di pescatori di lampedusani che volevano rappresentare qual era il rapporto sulla sicurezza a mare di fronte a tutti i barchini che vengono abbandonati dalle forze dell'ordine quando hanno fatto i salvataggi e hanno portato le persone a terra e non le imbarcazioni. E non ci ha preso neanche in considerazione, nel senso che si sono fatti una conferenza stampa sotto la tenda della Croce Rossa senza capire e senza almeno leggere i problemi che ci sono sull'isola di Lampedusa dal momento in cui avvengono gli sbarchi e se ne sono andati, arrivano in Europa e l'unico problema è dare 14 milioni di euro per svuotare il centro d'accoglienza. Per
per svuotare Lampedusa dai migranti. Ecco, Martello, un attimo soltanto, Martello, un attimo, abbiamo difficoltà con l'audio, la sentiamo piano. Vorrei sapere se Bartolo ha avuto possibilità di sentire questo intervento, dottore. Sentito. Ecco, vorrei sapere se condivide su questa disattenzione, mettiamola così, su quella che poi è la realtà dei fatti dell'isola. Ma certamente l'Europa potrebbe fare molto di più. Noi stiamo lavorando, io sono 3 anni e mezzo che lavoro alacremente sul patto sulla migrazione, sono tra l'altro relatore ombra per i socialdemocratici sul patto sulla migrazione RAM, e finalmente dopo 3 anni, non di silenzio ma di grande lavoro, devo dire, siamo riusciti ad approvare a larga maggioranza, o con i voti contro ovviamente dei Fratelli d'Italia e della Lega, siamo riusciti ad approvare in Commissione Libe, di cui io sono vicepresidente, e poi anche in Parlamento un compromesso che non è il 100% di quello che volevo io, ma è un buon 80%, che tradotto in soldoni, lo dico perché è molto complicato, prevede che un paese sotto pressione migratoria, quando un paese è sotto pressione migratoria, come nella fattispecie adesso in Italia, subentra un meccanismo di solidarietà. Finalmente questa parola è venuta fuori, laddove l'80% di queste persone devono essere redistribuite su tutto il territorio europeo, quindi su tutti i 27 Stati membri, e il 20% in aiuti finanziari ai paesi di primo ingresso. Ora questo l'abbiamo approvato a larga maggioranza, ripeto, con il voto contro sia di Fratelli d'Italia e sia della Lega, che loro pretendono che non devono arrivare completamente, addirittura fare degli hub in Africa dove raccogliere queste persone, ma noi l'abbiamo approvato comunque a larga maggioranza. È stato veramente un grande lavoro. Adesso siamo al trilogo con il Consiglio cercando di trovare un ulteriore compromesso, e magari, ecco, se arriviamo a trovare un equilibrio, sicuramente potremmo cambiare la storia della migrazione in Europa. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Io ho criticato molto quello che sta succedendo a Lampedusa, sicuramente ho attaccato anche la von der Leyen dicendo che l'accordo che hanno fatto con la Tunisia è un accordo immorale, oltretutto fatto con un personaggio discutibile. Ecco, c'è un attimo problema sulla linea anche lì. Martello, allora mi sembra che su questo siate in linea, no? Io non lo so se siamo in linea. Io vedo il comportamento dell'Europa nei confronti dell'isola di Lampedusa e nei confronti del fenomeno delle migrazioni. Cioè quello che è avvenuto, tutta la pubblicità e tutti gli slogan e tutta la demagogia che è stata fatta sull'accordo che c'è stato con la Tunisia, viene meno dal momento in cui succede quello che sta succedendo. Ecco, però un attimo soltanto, io non vorrei però che si facesse la propaganda della propaganda, nel senso che cerchiamo di mantenere anche un discorso sulle soluzioni. Siamo veramente quasi al termine della trasmissione, e io so che Martello ha un'idea ben precisa, e credo che si sposi anche con quella che è stata la dichiarazione. Abbiamo parlato del film Dio Capitano, e proprio l'attore protagonista, peraltro anche lui premiato a Venezia, ha detto: questo film mi fa rivivere un'emozione di gioventù dimenticata, che parla di tutti i migranti che hanno affrontato questo viaggio. Come ha detto Mattarella, bisogna fare dei canali di ingresso sicuri per contrastare il traffico degli esseri umani e scongiurare le morti. Parliamo di canali sicuri, quindi parliamo anche di legalità. Che cosa mi dite in proposito? Ma proprio una battuta, Bartolo e Martello, e andiamo a chiudere. Bartolo. La più giusta è quella di far arrivare queste persone attraverso i canali regolari, e solo così possiamo evitare che queste persone continuino a soffrire e a morire, e solo in questo modo possiamo combattere veramente i trafficanti di esseri umani, perché se queste persone si mettono nelle mani dei trafficanti di esseri umani è perché noi gli proibiamo di entrare regolarmente in Europa. Grazie, grazie naturalmente, buon viaggio, so che sta tornando in Italia, la ringrazio molto per essere intervenuto, dottore Bartolo. Totò Martello, dunque la linea è quella. Grazie. L'ipotesi, la speranza è quella. L'ho detto dal momento in cui è successo quello che sta succedendo a Lampedusa, che le uniche parole dette sagge in questo ragionamento sull'immigrazione l'ha detto Mattarella. Mattarella ha detto: vogliamo dei corridoi regolari.
Dopodiché volete eliminare i barchini, se ci sono i corridoi regolari si eliminano i barchini, se non ci sono i corridoi regolari continuerà quello che sta succedendo in questo momento. Questo si chiama, è un documento che è stato dato dall'ONU all'Italia e che in Italia non è stato mai discusso e si chiama Global Compact for Migration, dove la Meloni con un provvedimento in aula hanno preferito non discuterlo e che quindi oggi si pone in maniera preponderante nei confronti di un fenomeno che non è stato completamente risolto e che è fallito l'intera iatura. Va bene, allora stiamo gettando dei semi, fatelo, continuate a farlo, diamo voce, come si dice nel film e come dice Garrone, a chi la voce non ce l'ha, proviamo a farlo tutti. Grazie a Totò Martello per questo intervento. Allora, voglio chiudere con Glaucola Martina, mi daranno 2 minuti i colleghi della regia. Quali sono i sogni dei suoi ragazzi, quelli che ospitate, ma non solo i migranti, i sogni, perché noi dei sogni non riusciamo mai a parlare. Proprio la cosa più bella è ascoltare i sogni di questi ragazzi. Spesso questi sogni possono essere anche molto ingenui. E molto spesso noi quando li sentiamo magari ci sorridiamo, però se ci riflettiamo comprendiamo che i loro sogni sono uguali ai sogni dei nostri figli, non c'è una differenza. Certo. Loro sognano di diventare calciatori, ma quanti dei nostri figli hanno fatto la scuola di calcio perché volevano diventare calciatori? Loro sognano di diventare cantanti, ma quanti di noi? I loro sogni non li fermiamo, e se pensiamo di fermarli creiamo un disagio enorme in questi ragazzi che può diventare anche violenza. Quindi l'importante è dare ascolto a questi ragazzi, dare una possibilità, farli uscire dal limbo che spesso la legislazione italiana li mette. Hanno anni di tempo davanti a loro per potersi regolarizzare. Devono essere superati questi tempi così lunghi e dare delle possibilità, delle speranze di poter scommettere nella realizzazione del proprio sogno. Così allora, che il sogno di Fofana, diciamolo così, cioè del giovane che ha ispirato il film di Garrone, si è realizzato. Cosa fa adesso? Ora lui si è sposato, ha un bambino bellissimo e ha scelto di andare a vivere in Belgio. In Belgio, va bene, fa il mediatore culturale? No, lavora in una grande azienda di trasporti. Bene, allora che il sogno magari non proprio quello artistico, no? No, ma però... lui, il suo sogno, lui è diventato anche un bravo skipper nelle barche a vela. Io capitano, non poteva fare che questo. Va bene, allora appuntamento dunque il 2 di ottobre con la proiezione, ovviamente ricorderemo poi dove, perché al momento non abbiamo il cinema di riferimento di Io Capitano, con la presenza del regista Matteo Garrone e anche gli attori protagonisti di questo stupendo film che noi invitiamo a vedere, perché insomma si apre il cuore, sicuramente ci si rattrista molto, ma quando ci si rattrista ci si emoziona, e l'emozione è sempre viatico di cose buone. Grazie. Il 3 in Piazza Università. E il 3 in Piazza Università, mi raccomando, restiamo umani. Da Roberta Lunghi è tutto, il Focus tornerà domani.